Quella voglia di viaggiare irrefrenabile, quel desiderio irresistibile di partire e di esplorare luoghi sconosciuti, sarebbe, secondo alcuni recenti studi, scritta nel DNA. Si chiama sindrome di Wanderlust, la malattia che spinge il giramondo a non stare mai fermi. E sarebbe il gene DRD4 e l'eccesso di dopamina, adesso associato, ad aver spinto l'uomo preistorico ad uscire dalla propria zona di comfort e ad esplorare territori nuovi, per trovare cibo, compagni e riparo. Oggi queste esigenze di sopravvivenza sono superate, ma questo background biologico continua ad influenzare la voglia di viaggiare e ciò spiega perché alcuni percepiscono un viaggio come qualcosa di eccitante, mentre altri lo considerano al contrario terrificante. Chissà se anche Ariel nel film Disney La Sirenetta avesse questa caratteristica genetica, in quanto anche lei, spinta da una folle curiosità di esplorare la terraferma e conoscere le abitudini degli umani. Nella celebre canzone In fondo al mar, che ora andremo ad ascoltare, l'aragosta Sebastian prova a convincere con insistenza Ariel che è meglio rimanere nel suo mondo, l'oceano, cercando di preservarla dal grande pericolo che percepiva nell'uomo, ma dal quale Ariel era incuriosita ed attratta. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? Una delle frasi celebri di Sebastian. Ne nascerà un accattivante calipso dal ritmo caraibico ambientato nei fondali delle Isole Vergini, colonie danesi di inizio Ottocento, che adesso andremo a riscoprire tra le sue straordinarie meraviglie di flora e fauna, accompagnati dal montaggio video tra film originale e recente live action. Buon ascolto. Dirige il maestro Giorgio Canestrano.